Cari amici di portogruaro.veneto.it, torniamo nuovamente ad occuparci della casetta dell'acqua di Portogruaro. Alcuni giorni fa vi avevo mostrato l'area transennata accanto allo stadio comunale in cui verrà installato il distributore dell'acqua gestito da Acque Basso Livenza. Il presidente di questa società, Andrea Vignaduzzo, ha informato la cittadinanza, nel corso di un notiziario locale andato in onda venerdì 10 maggio, che la casetta dell'acqua non solo è stata installata, ma è già sostanzialmente attiva ed operativa. È quindi possibile andare con le bottiglie e caricarsi l'acqua. Per il momento l'erogazione è gratuita, come sta nella prassi. Facciamo, ha terminato Vignaduzzo, 30-60 giorni di erogazione gratuita a titolo di sponsorizzazione, mentre poi bisognerà dotarsi di una tessera magnetica ricaricabile. Ieri mattina, sabato 11 maggio, mi sono recato con alcune bottiglie di plastica a prelevare l'acqua da questo nuovissimo distributore, dal quale però non è fuoriuscita nemmeno una goccia d'acqua. Ho provato tutte e due le postazioni, ma senza alcun risultato. Dopo i casi riscontrati a Cinto Maggiore, prosegue dunque la lunga serie di problemi legati alle casette dell'acqua gestite da ABL.